Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la sfida che vedrà scendere in campo la Merlo e il 3M Calcio a 5. Queste due formazioni si sono già dati battaglia in realtà nella settimana passata con il risultato di 7-2 per la squadra oggi in maglia verde. Questa partita invece, ricordiamo, indossava una tunica azzurra, un po' insolita in realtà per la squadra del presidente De Simone, però oggi di fatti è tornata ai colori un po' che ci ha abituati nella passata stagione, perché sempre qui sui canali di Sportisili, ricordiamo, il 3M Calcio 5 continua la sua partnership ed oggi ha una grande sfida contro il Merlo, una formazione che, ricordiamo, vale la pena sempre ricordare un po' la passata stagione, perché ricordiamo non è mai un sinonimo di certezze e di conferme, però la scorsa stagione in C2 ha vinto il campionato con ben 5 punti di distacco rispetto al secondo posto, facendo un grande campionato soprattutto molto equilibrato, perché Pioppo, Ficarazzi, Città di Marsala, tutte neutralizzate dalla squadra del presidente Wilson Merlo, e oggi di fatti si scende in campo per la Coppa, per il ritorno. L'andata non è andata molto bene, 7-2, però non bisogna mai farsi ingannare dal risultato, perché nonostante i 5 gol di distacco, in realtà la squadra che oggi è di casa, la scorsa, ricordiamo, in trasferta, ha forse anche dominato per alcuni minuti, soprattutto nel primo tempo, andando in vantaggio e poi rischiando di sorpassare in più occasioni il Trem. E di conseguenza bisogna sempre ricordare che il risultato va visto, ma fino a un certo punto. Intanto noi vi mostriamo il nostro classico tabellino, il nostro classico scoreboard che ci ricorderà il risultato. Oggi purtroppo non abbiamo la fortuna che abbiamo avuto nel passato incontro, ovvero quello di avere il crono con il tempo ben visibile nella nostra diretta, però cercheremo di darvi informazione e contezza su ciò che c'è da giocare, e poi chiaramente che rimane. Nel frattempo i due direttori di gara sono il signor Davide Grasso e Francesco Salvatore Suriano, con il crono che è Alessandro Bruno. Da una parte Capitan Mirko Sorrentino, uno dei più attesi quest'oggi, si sta scambiando un cenno con l'altro, invece il giocatore che indossa la fascia, stiamo parlando di Giuseppe Di Dio, lui che ne è assente in realtà nel match di andata, un grande peccato non vederlo in campo, però sicuramente ne sarà valsa la pena. Un altro assente della sfida, ma che oggi è presente in campo, è sicuramente Francesco Virruso, ma anche Giacomo Catalano. Nel frattempo stanno scambiando un cenno d'intesa le due formazioni, con la Merlo che va verso il 3M Calcio 5 per iniziare il match, con il capitano Sorrentino che sorride, va dalla panchina ospite. Al momento ritmi e clima molto molto sereno, però c'è da giocarsi una qualificazione in Coppa che potrebbe già iniziare a dare alcuni verdetti per questa stagione, perché è un obiettivo sicuramente delle 3M Calcio a 5, perché può vantare giocatori come Calvaruso, Affaticato, La Rosa, insomma sono arrivati tanti giocatori qui alla corte del presidente De Simone. Le ambizioni non sono mai state nascoste nemmeno da Mister Mosca, che proprio nella conferenza pre-campionato, pre-inizio di stagione, anzi per essere più corretti, aveva di fatti parlato proprio di un obiettivo che era molto chiaro, si è mai nascosto. Nel frattempo vediamo subito il quintetto iniziale con Virruso che quindi torna tra i pali, e questa è una gran bella notizia per la squadra ospite, perché Virruso aveva subito un infortunio nella passata annata, ora è tornato. Poi Pitarresi, Arato, La Rosa e Calvaruso, questo quindi il quintetto. L'altra parte invece Maniscalco, Molinaro, Condori, Faia, e dovrebbe essere poi a completare Sorrentino. Sicuramente la Merlo parte con delle conferme, perché sia Molinaro che Maniscalco sono stati tra i migliori in campo nella passata sfida, soprattutto il numero 30 Molinaro, che nonostante la giovanissima età comunque è riuscito a fare un grande incontro, per lui anche un palo, e poi inizia anche la sfida con il primo tocco del 3M Calcio 5 con Arato, La Rosa e Calvaruso. Adesso si comincia da Pitarresi. La Rosa
avanza con Condori che non vuole dare spazio, poi Pitar si cerca il secondo palo, Sorrentino intercetta il pallone dell'ex compagno, ricordiamo i due insieme all'Isola, poi la Rosa la tocca probabilmente con l'addome, Maniscalco chiede un tocco, sarà calcio d'angolo, dunque la prima occasione anche per la squadra di casa. Molinaro, il tocco del vantaggio, 1-0, Molinaro sfrutta il tocco di forse la Rosa, se non abbiamo visto male, 1-0 dunque, la sblocca subito. E si ricomincia subito con una posizione di svantaggio per il 3M, come nella gara di andata, che poi è stata, ricordiamo, ribaltata. Oggi però manca uno dei protagonisti dello scorso match, stiamo parlando chiaramente di Carlo Amici, e però l'abbiamo visto tra gli spalti, quindi insomma è presente non in campo, non in distinta, però è qui a vedere la sua squadra. Dunque calcio di punizione con la Rosa, di 3 già, di 3 di gara, con Maniscalco in barriera, uno schiaffo, la Rosa, Pitarresi. Poi buono qui l'anticipo di Mirko Sorrentino, che è probabilmente l'uomo più importante di questa squadra e anche il capitano, lui che è arrivato lo scorso anno, ricordiamo, nel mese di dicembre dall'Isola, cambiando un po' il volto della formazione di Mister Gallo, grazie infatti alla sua tecnica, alla sua qualità incredibile, ha trascinato la squadra fino alla promozione diretta, vincendo un campionato molto molto equilibrato, ma ben vinto, con qualità. Intanto Calvaruso, contro piede allarga, Arato col mancino, strozza troppo, e poi qui si dispera Mister Mosca perché non è contento dell'inizio dei suoi. Faia, il lancio lungo per Condori, la mette giù molto bene, poi la tiene anche Pitarresi, forse rischia, si continua tutto regolare, Pitarresi vince il mismatch, va avanza, Arato, sale anche la Rosa che infatti riceve il pallone adesso, la controlla con l'esterno, interno-esterno, sceglie l'interno, la Rosa calcia, poi deviazione, palla che si impenna, calcio d'angolo. 1-0 dunque il risultato, come potete benissimo vedere al nostro scoreboard. Poi Pitarresi cerca subito col mancino, Faia allontana, diciamo, quindi il risultato di 1-0 con Molinaro sotto molto bravo a mettere in mezzo il pallone, Viruso forse qualcosina da farsi perdonare ce l'ha, non perfetto. Calvaruso rischia tanto con Maniscalco, poi Viruso, pallone verso la Rosa che la tiene anche in campo, l'ex Mistral. Rischia un po' la Rosa, poi c'è la pressione alta di Molinaro che è partito bene come nella scorsa partita, diciamo, infatti parlavamo proprio di Molinaro che nel passato incontro ha anche beccato un palo con una grande giocata, controlla a seguire e destro, soltanto il palo ha frenato il suo gol. Sorrentino scambia con Condori, sempre molto elegante Sorrentino e suo Condori, cerca il compagno, Maniscalco lascia sfuggire il pallone, Arato lo vuole fermare come può, era molto vicino, si continua, Calvaruso lo punta, Calvaruso, Molinaro, poi l'ultimo tocco è stato proprio del numero 12, che intervento di Molinaro, che inizio, partito veramente bene qui Molinaro, però credo non sia più una novità, l'abbiamo visto anche la passata sfida. Maniscalco la controlla con la Rosa, lascia la sua posizione di Sorrentino, più un po' spinto da Calvaruso che rischia tanto in realtà, perché un po' con le braccia si è aiutato, però di Trigara dice tutto ok ed è calcio d'angolo, quindi con Condori scarica verso Molinaro, va sul mancino, si ferma, sterzata, danza, vuole la ruleta, la Rosa però non lo vuole fare passare, poi Condori scivolata, riesce anche a fare passare il pallone ma non ci riesce, poi Calvaruso, la Rosa, non c'è momento di stop, Pitarresi molto avanzato, cambia gioco per Arato che può calciare col destro, palla fuori. Poi Virosoi si infila un po' con i suoi compagni, dice di rimanere lì davanti per pressare, probabilmente cercare di aumentare quello che è anche un po' la mole lì davanti. Molinaro cerca un tocco non fortunato in realtà. E poi Mister Mosca chiama subito un timeout, non è contento, l'abbiamo anche detto effettivamente. E diamo anche ragione al tecnico ex Pioppo, risultato
non è favorevole. Merlo è partita molto molto bene e sappiamo che, avendola anche vista in realtà nella passata stagione, ma anche nell'ultimo incontro, è una formazione che tende ad andare in vantaggio subito, poi tiene bene il campo, ma non disdegna nemmeno il continuare ad attaccare, ed effettivamente lo ha fatto con Molinaro, con Condori. Ancora non si è acceso del tutto in realtà Sorrentino, però credo che sia una questione di tempo. Tanto si torna in campo dunque con nessun cambio dovrebbe essere, vediamo. No, nessun cambio, sono tutti in campo. E dunque si ribatte con la rosa verso Peter Resi, lui il centrale, però vediamo che oggi è indistinta figura anche il capitano di Dio. Molinaro rischia un po' Sorrentino, poi Condori rischia tanto Calvaruso e poi Condori rischia veramente tanto perché forse poteva starci il calcio di punizione, infatti Molinaro ha gettato il pallone fuori. Calvaruso si è rialzato, tutto ok per lui, però forse qualcosina in più. Nel frattempo sarà rimessa, ma Arato probabilmente restituirà il pallone, così è stato infatti il gioco di fair play in questo caso. Sono passati 4 minuti di gioco regolamentare, perché ricordiamo qui in Serie C1 non è più una novità chiaramente. Poi Condori si aggancia con Pitarresi, calcio di punizione, intervento troppo veemente da parte dell'ex Isola. Dicevamo come siano previsti 2 tempi da 20 minuti, dunque un totale di 40, però sappiamo bene che non saranno mai 40 minuti totali. Si giocherà un po' di più, almeno dal punto di vista del tempo, poi si vede. Arato, buon dribbling, salta il compagno, poi salta il suo ex compagno Sorrentino, poi cerca un tocco in mezzo, viene fermato e dunque corner. Sorrentino bravissimo, quindi intercetta insieme a Condori, poi sbaglia il passaggio, Pitarresi, Calvaruso, murato da Molinaro, poi Pitarresi ancora larga verso Arato, palla fuori, ma ancora una volta il Trem sprecona. Tiene lì Molinaro, rischia tanto, però un grande fisico, però sbaglia Calvaruso con destro. Molinaro chiude, mette una pezza dopo un pallone non perfetto. Poi Sorrentino ha provato nuovamente a riservirlo, ma si era un po' fermato in realtà il 30. Si continua con la Rosa che ha lo spazio, cerca un tocco, Sorrentino intercetta Pitarresi, che una volta torna dietro dalle parti di Francesco Virruso. Vediamo se nel secondo tempo ci sarà un cambio come nella scorsa partita con Tripoli. Maniscalco, Calvaruso commette fallo. Calcio di punizione. Dovrebbe essere il secondo fallo realizzato dal Trem. Questa potrebbe essere anche una chiave di lettura per il match, perché si potrebbe anche pensare a conquistare tanti calci di punizione per poi chiaramente al sesto fallo subito avere il tiro libero, che sappiamo quanto possa fare la differenza in un match. Intanto Maniscalco in mezzo a 2. La Rosa uno verde, arbitro. Che fa? Si scoglie dai falle. Poi Calvaruso cerca di agganciarla con il petto, non era facile, forse un po' con la clavicola in realtà, per essere più precisi dal punto di vista anatomico. Intanto Pitarresi col mancino, Arato serve il compagno, si torna ancora dal numero 11, lui che è stato il capitano della passata sfida di andata. Ricordiamo il risultato di 7-2. La Rosa cerca un tocco che arriva. Nel frattempo Calvaruso chiede un cambio, è pronto ad entrare ed esordire soprattutto Giacomo Catalano, che di lavoro fa il pivot. E dunque forse il Trem perde un po' di tecnica e di velocità, però con Catalano guadagna sicuramente tanta esperienza e posizionamento, che è un giocatore che in C1 ha fatto veramente tanti gol, ma non soltanto in C1. Poi dovrebbe essere pronto anche Di Dio, perché è stato chiamato Pitarresi, quindi il cambio sembra quasi automatico, e infatti è proprio Giuseppe Di Dio. Scivolata, Catalano cambia per Arato con la punta e poi chiude come sempre. Il nome è sempre lo stesso, quello di Molinaro, e dunque rimessa dal fondo. Dentro Girgenti, intanto Sorrentino si mette davanti, poi cerca un traversone, viene murato dallo stesso Arato, sarà calcio d'angolo, e dunque Girgenti è entrato al posto di Condori.
Adesso anche qui meno tecnica, però più cattiveria lì davanti. Girgenti, ricordiamo, ha avuto 2 occasioni nella passata sfida, una l'ha messa pure dentro con il più che classico Golden Legs. Molinaro avanza, la tiene lì con la sola, poi Catalano forse è salito un po' con le braccia, ma si continua. 3 contro 1, Catalano allarga, perde un po' di tempo, Arato ancora per Catalano che lascia passare, e Mosca qui con delle esclamazioni un po' colorate, diciamo. Poi Girgenti non la tiene in campo, era un po' complicato. La Rosa di Dio, poi la Rosa Maniscalco riconquista molto bene il palla, per il palla con il tacco, mette un po' di difficoltà ai compagni, Faglia ci arriva e qui cerca anche la porta. Non era una brutta idea, chiaramente era per non concedere rimessa laterale, però Faglia stava per causare qualche problemuccio a Vieroso. Intanto il cambio anche per gli ospiti con Minnone che subentra. Minnone posto di Arato, nel frattempo il classe 2003, scorso anno al CUS, vittoria del campionato, ma non era l'unico, anche Amici faceva parte di quel roster, allenato da mister Gianluca Isgro. Poi Minnone va giù, qui De Spirito cerca un calcio di punizione, poi rischia tanto, Girgenti per Sorrentino, va giù, ed è calcio di punizione, fallo, dovrebbe essere il terzo. E qui è una grandissima occasione. Vediamo se c'è anche un cartellino, potrebbe anche starci in realtà, però non sembrerebbe essere lo stesso avviso il direttore di gara. Del calcio di punizione al limite della rigore, vediamo se andrà Sorrentino perché si allontana in realtà. Molinaro col suo sinistro potrebbe cercare la porta e sappiamo che è un mancino interessante. In barriera l'unico è di Dio, poi Minnone e Catalano sul palo. Va Molinaro che calcia col sinistro, non trova la porta, non di molto, va anche calciato bene in realtà il numero 30 che continua il suo trend positivo. Di Dio, poi Minnone non riesce a controllarla. Sorrentino, pallone in mano, adesso Girgenti fa sempre un grande lavoro lì davanti, tanto lavoro sporco, uno come lui. Nel frattempo non si riscalda, ma chissà quando entrerà Lucchese, che è uno dei giocatori più interessanti nonostante la sua giovanissima età. Tanto giallo per Maniscalco per aver allontanato il pallone, un po' ingenuo qui il 21. Diciamo Lucchese è uno dei più interessanti, lo scorso match infatti ha iniziato una grande partita, giocando su tutti i palloni, sempre molto molto bene. Nel frattempo anche Virruso a caricare i compagni, ha chiamato Ibra, e chiaramente il soprannome lo sappiamo tutti, è quello indirizzato a Giacomo Catalano. Andrà di Dio, quindi a battere. È un po' difficile pensare un tiro, forse uno schema, vediamo. Scivola anche la Rosa, aggancia perfettamente con la suola, poi c'è con un'intersezione, arriva poi Maniscalco, Catalano lotta, riconquista il pallone, Catalano può calciare, calcia verso la porta, viene morto sia da Molinaro, poi la Rosa la controlla, Faia, super intervento del portiere, si rimane con il risultato di 1-0. Di Dio con l'esterno per Minnone che potrebbe scegliere un dribbling, poi sceglie invece il passaggio, poi la rimane lì, poi prende un colpo. E qui ha rischiato veramente tanto Faia, perché il colpo è arrivato sicuramente, poi bisogna capire se ci sono anche i fattori per poter fischiare un calcio di rigore. Non per il direttore di gara. Nel frattempo viene chiamato un break dal 3M, dovrebbe essere stato chiamato, però no, si gioca. Infatti la Rosa restituisce il pallone
con un po' di astuzia non lo getta in campo, lascia infatti lì il suo avversario dover ripartire dal basso. Non facile, ma adesso invece sì, è time out, dunque chiamato dal Merlo. Risultato di 1-0, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Una gara molto entusiasmante che al momento vede i padroni di casa sopra nel risultato. Tremme ha sicuramente calciato di più in porta, però nel mondo del calcio serve segnare, ed è quello che ha fatto la squadra di casa, sfruttando la primissima occasione, un calcio d'angolo che poi si è trasformato in gol. Arbitro, cappelli come siamo messi? Sarà un piccolo momento di pausa, poi si ritornerà in campo, vediamo se ci saranno dei cambi. Si riscalda Baucina, uno, anzi forse il migliore in campo del match di andata. Si torna in campo, nessun cambio dovrebbe essere, infatti no. Per chi si fosse sintonizzato adesso sui canali di Sportisi, risultato di 1-0 come ben visibile nel nostro scoreboard. Girgenti vince il mismatch fisico, poi Viroso in anticipo, quasi da libero, poi non è precisissimo sul tocco per Aleandro La Rosa, che però lo ringrazia. Girgenti 1-2 di Dio, mette una pezza Catalano, Minnone adesso tutta la sua freschezza, salta Sorrentino, Minnone mette dentro per Catalano, come sempre chi c'è in difesa, il solito Molinaro. Di Dio va incontro Catalano, ma non riesce a passare, poi Girgenti, Minnone commette probabilmente fallo, ma si continua forse a fare con il vantaggio, però non abbiamo visto il cumulativo. Molinaro, maniscalco, si torna dietro sempre da Mirko Sorrentino, Minnone va in pressione molto alta, maniscalco di Dio. Catalano, Minnone, può avanzare il numero 21 col mancino Catalano, si gira e calcia, Faglia blocca, si era girato divinamente qui Catalano. Girgenti sbaglia il tocco, Minnone scivolata, recupera ancora, non c'è un momento di pausa, Catalano non vuole puntare, vuole scaricare sulla Rosa. Adesso per Catalano che mette forse anche in mezzo, poi Girgenti una palla magica per Sorrentino, Minnone lo aveva capito che stava per rientrare, Sorrentino non se n'è sentita di attaccare la profondità. Poi dentro Stefano affaticato e dentro anche Baucina, lasciano il campo Catalano e di Dio. Non è durata molto la gara del capitano. E Baucina adesso a fare il pivot. Poi va giù Minnone, calcio di punizione. Questa volta poi si capiscono, Minnone con Sorrentino, si aspetta il fischio da parte del direttore di gara, nel frattempo continua a riscaldarsi anche Ricotta che si è alzato da qualche istante, dall'altra parte invece Gandolfo potrebbe fare il suo ingresso, lo vediamo infatti vicino al presidente ma anche alzato, probabilmente dovrà fare il suo ingresso, intanto affaticato sul punto di battuta. Il fischio affaticato, cerca la potenza, non è un grande tiro, però c'è stata anche una deviazione che non avevamo ravvisato in realtà a primo impatto. La Rosa cerca di imbucare Molinaro molto bene, poi Condori per maniscalco, aggancio perfetto ma non il passaggio. La Rosa allarga Baucina di ritorno, Sorrentino mette l'ennesima pezza. Faglia allontana per Condori, però pallone impreciso in questo caso. Stefano affaticato. Minnone avanza ancora il 21 per Baucina, si ferma l'ex Cus, ex anche Tititaka e Palermo calcio a 5. La Rosa buon dribbling, poi cerca di piazzarla, Maniscalco mette una pezza, poi ancora una volta affaticato, allarga Baucina, poi rischia tanto Condori, l'arbitro anche molto vicino, non c'è fallo, c'è però rimessa laterale.
Fuori Sorrentino, dentro Gandolfo. Questo è il cambio di Mister Gallo. Con il 9 che dovrebbe fare il laterale, però potrebbe anche scambiarsi in realtà con Miguel Condori. Quindi deve andare a fare il pivot e Condori il laterale, però vediamo se effettivamente sarà quello che sceglierà Mister Gallo. Allontana nel frattempo Maniscalco, palla in rimessa laterale. Virruso. La Rosa non è uscito nemmeno un istante, ha faticato, poi allontana, poi Gandolfo, il gancio non perfetto, riesce comunque a passare la Condori, poi la Rosa di testa, sempre Condori, lascia lì la gamba, ma soprattutto il pallone, Baucina va giù, scontro con Gandolfo, ma si conti, è tutto regolare, poi Molinaro con l'intervento super di affaticato, si continua, la Rosa, può attaccare la porta, la Rosa, salta tutti, la Rosa, palla sul secondo palo! Mignone fa 1-1, la pareggio il 3-5 con questa magia assoluta di Alejandro La Rosa che ha messo a sedere l'avversario con una finta di corpo. Poi Mignone fa uno dei gol più facili probabilmente della sua giovanissima carriera. 1-1. Maniscalco, Gandolfo, Maniscalco allontana, c'è spazio per Gandolfo che attacca la porta. Gandolfo, deviazione, non è entrato male il numero 9 in realtà, forse non perfetto nella marcatura precedente, però in fase offensiva subito spinto, senza paura. Poi Molinaro prova una deviazione, la trova, calcio d'angolo. Si rialza dalla panchina nel frattempo Pitarresi, poi è entrato anche Ricotta con Mister Mosco che infatti suggerisce alla classe 2004 di intervenire un po' prima. Poi Molinaro si lamenta un po' con i compagni, voleva un inserimento che però non è arrivato sfortunatamente. La Rosa scambia con Baucina. Palla al centro, Ricotta va giù, fallo di Maniscalco. E già ammonito, rischia un po', non era un fallo cattivo, chiaramente. La Rosa sistema il pallone, vediamo se potrà calciare o se invece cercherà uno schema, vediamo cosa vorrà fare il 13. Al momento mani sul fianco, sta guardando la porta, però un po' difficile da lì, soprattutto per un destro, perché forse con un mancino si poteva anche pensare di dar fastidio, col destro un po' complicato. Ci fidiamo di La Rosa in questo caso. Cerca anche la porta con precisione, non la trova, poi scambia per Ricotta! Va bene così! 1-2, Ricotta esultanza in tribuna. Ancora una volta che pallone di La Rosa però. Una palla incredibile quella di La Rosa, quasi senza guardare, quasi no look, perché l'ho messo davanti alla porta, poi Ricotta con un pizzico di fortuna perché ha preso il palo, è riuscito a segnare. Nel frattempo dentro Pitarresi per La Rosa, un cambio difensivo affaticato, va in pressione, ruba il pallone, adesso allarga per Baucina, in mezzo per affaticato col tacco Gandolfo, riesce a mettere una pezza. Molina, adesso sono un po' saltati gli schemi, Gandolfo entra con la sola molto bene, poi lascia salire i compagni, Condori, c'è Maniscalco che però non viene servito, Gandolfo, Maniscalco col tacco si gira benissimo, ancora Maniscalco col mancino, va giù, tutto ok per il dietro di gara, però che giocata di Mattias Maniscalco. Virruso per Baucina, che aggancio!
e poi non trova la porta. Ma cosa aveva messo giù Antonio Bacino? Faglia per Condori, si aiuta con il baricentro basso, buon lavoro qui, poi però si dimentica del pallone. E poi Paucina, ancora una volta sconde il pallone. Affaticato, salta, poi cambia per Paucina! Il palo a dire di no, ma cosa si è divorato questa volta il 6? Anzi il 14. Molinaro. Affaticato in anticipo, molto bene Condori, poi maniscalco, buon lavoro qui da pivot con il pallone che va fuori, dentro nel frattempo la Rosa che rientra subito, nemmeno un momento per riposarsi, nasconde il pallone, buono qui il lavoro di Gandolfo, si riparte dunque da Faglia, rientra in campo Sorrentino, Gandolfo va giù, tutto ok, poi la Rosa, Sorrentino non si fa beffare. La Rosa, palla in mezzo per Pitarresi, non va a buon fine, dunque Ricotta, Baucina, si allunga il pallone, sbaglia, Condori, un contropiede, c'è Sorrentino, lo serve, Sorrentino Virruso, da libero, ne salta anche due, può ripartire, adesso si ferma per Pitarresi, cerca il secondo, palo di Cotrone, arriva Faglia, allontana e si concede anche in un piccolo dribbling come il suo collega, Sorrentino, si continua, allarga Condori, aggancio non perfetto, perde forse qualche tempo di gioco, Sorrentino, si complica tanto la vita, Molinaro, poi cerca la punta, si era anche costruita bene, fuori Bocina, dentro Calvaruso, insomma quando mister Mosca pesca dalla panchina non pesca mai male. Gandolfo per Ricotta, buon lavoro, Molinaro gli dà fastidio, vuole rubare il pallone, non ci riesce, Ricotta fa tutto solo, allarga Calvaruso, buon dribbling, fa Sorrentino, chiede scusa subito Sorrentino, forse anche il giallo, vediamo, cartellino giallo per lui, non è d'accordissimo, effettivamente non era un fallo cattivo, però era molto ravvicinato. Di calcio di punizione. Del quinto fallo, attenzione, quindi mancano 2 minuti, abbiamo sentito la voce del signor Bruno della sezione di Palermo, mancano 2 minuti dunque per terminare questo bellissimo primo tempo, 1-2 risultato, gara molto avvincente, come all'andata è stata il Merlo ad andare in vantaggio. La Rosa è uno schema classico per Minnone, non l'aveva presa male però, ha aperto forse un po' troppo. Condori mette giù, la tiene lì, Condori, Minnone fa un grande lavoro, che partita oggi del giovane giocatore, poi la Rosa con la punta, anticipa Faglia e fa 1-3 a Leandro La Rosa, si iscrive dopo 2 meravigliosi assist anche nel tabellino dei gol. Dentro di Dio per questi ultimi minuti, fuori Pitarresi, questo è il cambio. Sorrentino messo alle strette, poi Condori. Di Dio per La Rosa, intanto è entrato in campo anche Lucchese, uno dei migliori dello scorso incontro, ha fatto una grande partita, riuscendo a dare qualità ma anche tanta personalità. La Rosa di Dio
Calvaruso, non riesce il tocco, allarga poi Capitan di Dio dalle parti di Minnone, che oggi sembra un altro giocatore rispetto al match di andata, pochi minuti in realtà per lui, oggi un po' di più, poi Calvaruso impegna Faia che mette in calcio d'angolo, botta forte sul primo palo, molto bravo poi a rispondere presente. La Rosa di Dio, Molinaro vince il mismatch con Minnone, poi la Rosa mette l'ennesima pezzo su partita, poi ruletta esterno, si scontra con Molinaro rischiando veramente tanto perché poteva starci il tiro libero. Poi la Rosa e va bene così, finisce il primo tempo, risultato di 1-3 tra Merlo e 3M Calcio a 5, una sfida molto vincente che al momento sta regalando una grande giornata di sport. Noi intanto come sempre vi salutiamo, ma vi consigliamo di rimanere sempre qui sui canali di Sportissimo, perché solo qui potete vedere il secondo tempo della sfida. A dopo! Non sono scontentissimo perché comunque so di avere una squadra giovane, molto giovane, e poi so che incontravo una squadra che da 3-4 anni che gioca insieme, quindi si conoscono benissimo, una squadra che lo scorso anno, se non sbaglio, è arrivato terzo o quarto, quindi è una squadra importante. E sapevo delle difficoltà, ma a me non interessava capire il lavoro a che punto era, e ti dico che tante cose sono state carine, poi gli errori è normale che quello ti fanno perdere la partita, però mi va bene. Un po' tutti quelli che sono entrati hanno cercato di cambiare la partita e dobbiamo lavorare più sugli errori, perché alla fine se vai a controllare sono tutti errori singoli che ci hanno penalizzato, però mi va bene, hanno corso, hanno cercato di fare vedere qualcosina di carino, ripeto, una squadra giovanissima, una primavera quasi, e quindi sono orgoglioso di questi ragazzi e penso che possano divertirsi. Più bello, ti senti più giocatore, forse qualcosa di diverso. Faceva pure molto più fresco di oggi, quindi oggi ho visto la partita del San Vito Marsale, c'era caldissimo, quindi meglio giocare di sera in orari completamente diversi. No, non c'entra niente l'orario, non c'entra niente. Abbiamo incontrato una squadra che fa della sua caratteristica l'aspettare e farti male ogni palla che tu possa regalare, quindi loro sono bravi in quello e hanno sfruttato tutte e 3 volte le occasioni. C'era la possibilità di continuare il progetto, è normale che la categoria era importante, il presidente ha fatto questo regalo a tutta la cittadinanza e niente, continuiamo, cerchiamo di fare qualcosa di buono e poi vedremo i risultati. E si spera che il sindaco possa farci questo regalo. Qualche settimana fa, se non sbaglio, è venuto il presidente della Lega a parlare col sindaco, quindi si spera che a gennaio-febbraio, di poter almeno fare il giro di ritorno in casa, quindi aspettiamo e poi vedremo. Le partite sono tutte singole, quindi può succedere di tutto, puoi prendere 5 gol, ne puoi fare 10, ne puoi fare 3, ne puoi prendere 8, quindi è una partita, sono tutte partite aperte. Ripeto, non sono scontento assolutamente, soprattutto nel secondo tempo, perché la squadra era molto meno timorosa, ha cercato realmente di riprendere la partita e quindi mi va benissimo, non posso dire niente a questi ragazzi che sono un mese che veramente si fanno, stanno lavorando tantissimo e quindi sono contentissimo. Non possiamo vedere i calendari, noi dobbiamo giocare tutte le partite, quindi non siamo squadra che deve attendere i calendari, no, sappiamo solo che non è un campionato semplice, un campionato molto molto complicato, e il bello è quello, andare in campo con molti ragazzini è una sorpresa ogni partita, quindi può essere la scheggia impazzita, quello mi fa piacere. Le sensazioni sono molto positive, vedo che la squadra sta lavorando, alla cultura del lavoro, si impegnano tanto, ho dei ragazzi veramente che si mettono in discussione. Ho trovato un ambiente importante, un ambiente bello, un ambiente pulito, quindi si può lavorare tranquillamente. Stiamo lavorando ed è da una settimana che lavoriamo intensamente. Domani abbiamo una piccola sgambatura ad Alcamo, vediamo un po' di testare qualche giocatore, ci stiamo conoscendo, siamo sulla strada giusta. Diciamo che a me mi hanno chiesto di fare un campionato di transizione, mi hanno chiesto di fare un campionato per divertirci, un campionato dove una salvezza tranquilla, però vediamo, strada facendo, vediamo dove ci possiamo collocare.
Sono due realtà diverse, Mazara è una piazza grossa, Mazara sono molti tifosi, sono ambiziosi, quindi abbiamo fatto 4 anni bellissimi, ci siamo divertiti. L'ultimo anno è stato disastroso perché è successo quello che è successo, senza soldi, senza società, senza diciamo quello che è successo, cioè, siamo costretti a retrocedere. Però qua è un'altra realtà, qua sono dei piccoli comuni che si sono riuniti e che vogliono fare bene, vogliono creare quell'entusiasmo, la domenica i piccoli tifosi che ci sono, di farli divertire e farli tornare di nuovo a tifare questa maglia. Effettivamente era già da qualche anno che scricchiolava il progetto, che c'erano delle situazioni che non andavano, abbiamo tirato, infatti io l'anno scorso, se vi ricordate, all'inizio del campionato mi hanno chiamato per rifare il nuovo allenatore, io non ho accettato perché vedevo che le cose non erano messe bene. Hanno fatto la squadra, hanno fatto quello che hanno fatto quello, i 7-8 punti iniziali e poi è successo quello che è successo. Mi hanno richiamato e lì mi sono fatto convincere, forse perché sono mazzarese, perché il cuore mi batte sempre giallo-blu, ho accettato, ho sbagliato, ho giusto, l'ho fatto, siamo retrocessi, pazienza, però diciamo che da qualche anno che la società deve incominciare a pensare di quello che vogliono fare. Se vogliono fare bene devono organizzarsi per fare altre cose importanti, altrimenti vedo un Mazzara che non mi piace, diciamola tutta, non mi piace, ma a livello societario ci voglio qualche piccolo imprenditore che si avvicina e che aiuti questi colori. Ovviamente sì, è normale, per la prima volta giocare contro il mio Mazzara non è facile, però io alleno il Borgetto e sinceramente quando andremo lì, rispetto per il Mazzara, per la maglia, ma voglio che vinca il Borgetto. Siamo tornati live dunque per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Merlo e Tremme Calcio 5, risultato di 1-3, avete sentito il fischio e dunque si ricomincia anche per la seconda frazione con Molinaro e Sorrentino. Tacco subito, Molinaro non trova Condori, subito errore per il 30. La Rosa dunque si ricomincia con un cambio tra i pali per il Tremme Calcio 5 perché vediamo in porta Tripoli e non Virruso. Poi vediamo anche Calvaruso, Catalano, La Rosa e Didio a concludere il quintetto. Dall'altra parte invece Condori, Molinaro, Sorrentino, Lucchese e Faia, ovvero i 5 uomini che hanno concluso anche gli ultimi istanti del primo tempo. Catalano, Lucchese molto bravo qui a rubare lo spazio per non fare salire il suo avversario. La Rosa, Didio, la Rosa in mezzo a due, riesce anche a passare, poi Sorrentino mette lì la gamba nel punto giusto, Lucchese punta la difesa, salta l'uomo, poi Calvaruso molto bravo a chiudere, rischia tanto Lucchese perché trattiene un po' la maglietta, poi va giù. E qui tutta l'astuzia di Cristian Calvaruso perché aveva visto che Lucchese stava per fargli fallo, si è fermato, si è un po' stoppato lì, Lucchese anche abboccato in realtà. E dunque calcio di punizione con Didio. È un po' difficile, però conosciamo tutti le doti di questo giocatore, chissà che non regali una conclusione da qui, e infatti Faia lo sa molto bene, mette Lucchese in barriera. Poi Didio, Sorrentino allontana la Rosa, mette sul secondo palo, Sorrentino ancora, corner. Sorrentino sul primo palo, la Rosa fa uno schema, Didio, Calvaruso, le finte su Lucchese, poi il raddoppio anche di Condori, Didio cambia gioco benissimo dalle parti di La Rosa, che si guarda un po' intorno, alza la testa con lo sguardo quasi a cercare delle maglie verdi che però non arrivano, quindi rischia tanto Didio. La Rosa mette fuori gioco anche Lucchese che continua a calciare, Sorrentino, poi Calvaruso, qui ha fatto una grande giocata su Molinaro perché si è messo davanti col fisico fino a calciare. Didio la tiene in campo con Condori che voleva una rimessa. Didio non è molto d'accordo.
capitano classe 78, ricordiamo. Molinaro col fisico, lavoro di suola molto bene, calcia, Tripoli mette in calcio d'angolo, ma è sempre lui il più pericoloso, Molinaro. Lucchese, sempre Molinaro, che ha fatto vedere di saper calciare anche con il destro, che non è il suo piede preferito, però lo fa bene. Condori per Lucchese con la punta di Dio, Tripoli rimane lì e poi Lucchese ancora, palla che viene allontanata con Catalano che fa salire i suoi. Come sempre un grande lavoro da pivot, la Rosa. Controllo non perfetto, ma riesce comunque a tenerla lì. Di Dio, di prima per Calvaruso che calcia con Dori, sta poi ripartire Sorrentino e contro Tripoli lo può saltare, Tripoli. Poi Condori in contrasto, scivolata ancora di Tripoli, Sorrentino 1-2, Condori cerca la porta, Catalano si sostituisce. E qui effettivamente il cognome non inganna, Catalano, ricordiamo il fratello, era un ottimo portiere, quindi diciamo che in famiglia qualcuno tra i pali probabilmente c'è stato e quindi qualche insegnamento magari lo ha preso anche lui che fa il pivot. La Rosa, buon lavoro, poi cerca un traversone in mezzo, Molinaro tiene anche lì in campo con l'ultimo tocco che è proprio del numero 13 in maglia verde. Lucchese rischia veramente tanto con Catalano, riesce a sfuggire dalla marcatura, non un ingresso ottimale per il giovane numero 16 che invece nella gara di andata ha fatto una grande prestazione. La Rosa, Di Dio, Catalano, Di Dio ancora, accorcia in posizione Cristian Calvaruso, scambia con Catalano, prova 1-2 sullo stretto, poi Lucchese si sconta con Di Dio, Sorrentino salta in velocità, Sorrentino ancora, poi salta l'uomo, Sorrentino salta tutti, Sorrentino! Ed è 2-3, ha ripreso la partita, Mirko Sorrentino che ha bruciato sulla velocità Di Dio, e adesso la gara è sul 2-3, e c'è anche un fallo cumulativo. Lascia il campo Sorrentino per Maniscalco, ma sicuramente sarà una questione di minuti perché il capitano dovrà tornare in campo, soprattutto con un risultato come questo. È vero, ancora non è favorevole alla Merlo perché ricordiamo il risultato della gara di andata di 7-2 e dunque bisogna vincere con più di 5 gol di scarto, dunque con 6 gol. Al momento sta perdendo, però insomma nulla è mai scritto, tranne per la Rosa che con una bomba mette sotto la traversa e fa 2-4 e adesso si fa sempre più complicata per la Merlo, corre verso la telecamera e continua la sua prestazione super. E se nella gara di andata la Rosa non era stato perfetto, quest'oggi credo che lo sia, perché 2 gol e 2 assist, prestazione sublime. Pillitteri, è appena entrato il taglio per Lucchese e la palla non entra veramente per questioni di centimetri, tanta sfortuna, ma ci sono tanti spazi in realtà per la squadra di casa, con il Tremme che sta concedendo tantissimo. Nel frattempo dentro Baucina, posto di Calvaruso, Baucina allarga il gioco, poi non la tocca Condori, passaggio non dei migliori per il taglio, dentro affaticato e lui il centrale adesso. Condori porta lontano, poi lotta con la Rosa, Condori buon lavoro. Pillitteri, quello che si prova a fare sfuggire questo pallone sotto le gambe con mister Gallo che sta parlando con il 16. Nel frattempo sta per entrare Girgenti. Abbiamo qui la fortuna di avere le panchine vicino. Affaticato. Tripoli. Non è preciso però con i piedi.
tempo mister Gallo chiama a sé Condori, è pronto di fatti il cambio. Dentro Girgenti dunque per Condori, con Maniscalco che invece getta il pallone lontano per nessuno. La Rosa fronteggia Lucchese, fa centrale, Catalano, scambiano ancora i due, c'è Baucina, lascia scorrere il pallone affaticato, cerca il tocco, non riesce, Faia fa subito ripartire con Maniscalco, la controlla con la sola e riparte subito in velocità, lo fronteggia la Rosa, doppio passo, poi scambio con Girgenti che va giù, i due ex compagni, tempi del Resuttana San Lorenzo. La Rosa con il Lucchese che lo sfida in questo duello. La Rosa la difende molto alta con Lucchese che si aiuta un po' con la magliettina. Maniscalco, Pillitteri. Maniscalco per Pillitteri che vuole sfuggire dalla marcatura, non riesce. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportisti, il risultato di 2-4 per il Tremendo. Nel frattempo il calcio sublime di Catalano che sceglie affaticato come suo compagno per controllare il pallone. Baucina, c'è Catalano ma lui non lo serve, vuole la velocità, pallone però fuori, anche nettamente fuori Lucchese. Nel frattempo dentro Gandolfo, questo è il cambio, meno velocità, più fisico. Pillitteri qui molto bravo ad eludere la pressione di Catalano, poi Gandolfo con la punta non è perfetto, ma riesce comunque a servire Maniscalco. Ancora Gandolfo, aggancio perfetto per il numero 9, Girgenti, 1-2, ottimo, Gandolfo cerca la porta. Baucina, un contropiede, entrato anche Calvaruso, Baucina per Calvaruso, Suola, la appoggia lì per Affadito che può calciare, Girgenti mette lì la gamba, 2-4 sempre il risultato. Sarà rimessa tra le con Minnone, entrato adesso Calvaruso. Minnone che è entrato al posto di La Rosa, se non abbiamo fatti continuare. Invece Calvaruso per Catalano. Poi Gandolfo va giù, fallo di Cristian Calvaruso che non è d'accordissimo. Maniscalco può puntare Baucina, vediamo se lo salta, decide di tornare dietro da Pillitteri, scelta saggia, salta invece lui Minnone, poi Baucina su un po' troppo, vediamo Maniscalco qui rischia tanto perché è già ammonito. Fuori affaticato, dentro Pitarresi. Baucina cerca un mix tra un tiro e un passaggio, in realtà Minnone per Baucina dopo il blocco quasi cestistico da parte di Pitarresi. Lo stesso Baucina poi cerca una conclusione sul primo palo, lui che in questo campo è cresciuto perché ricordiamo al Palermo Calcio a 5. Baucina ancora, respinto forse dallo stesso Pitarresi, va sul mancino Calvaruso. Minnone la controlla col mancino, adesso sempre Cristian Calvaruso che può entrare alla porta, vede con l'esterno invece una palla geniale per Pitarresi che non approfitta, Minnone è scivolata, palla contesa con Baucina che vince ancora il contrasto con Girgenti.
Minnone, la finta di Maniscalco che poi lo salta nettamente, un 3 contro 2, Gandolfo guarda ancora i compagni, palla a rimorchio, un mix tra rimorchio e secondo palo, più rimorchio in realtà. Fuori Minnone, dentro Ricotta, dentro Sorrentino, al posto di Girgenti, e dunque il pivot dovrebbe essere al momento Maniscalco, ma potrebbe anche farlo Gandolfo, vediamo chi dei due effettivamente andrà. Ricotta, torna dietro, Peter Resi, adesso Baucina, quasi una cantilena, Baucina per Calvaruso, lo fronteggiano in due sia Gandolfo che Pilitteri, due che sono arrivati dall'Athletic, due acquisti per il Merlo. Poi Sorrentino pressa molto alto e quasi ruba il pallone, Maniscalco, poi Gandolfo, c'è Pilitteri, lo serve adesso Pilitteri per Mirko Sorrentino, che non arriva, forse scivolata, avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma era un po' complicato. Pitarresi, Baucina, ancora Pitarresi per Calvaruso. Nel frattempo si chiede alla panchina di casa di rimanere seduti. Nel frattempo Sorrentino accusa qualche problema, non sappiamo di che natura. Auguriamo che sia tutto ok per il capitano Mirko Sorrentino. Un gol, ottime giocate. E se lascia il campo. Infatti entra Molinaro. Bianca, dagli la palla, dai, che l'hanno buttata fuori. Sì, l'hanno buttata fuori, dagli la palla. Pallone restituito e dunque si ritorna in campo con il cronometro che continua a scorrere. Pilitteri non la controlla bene, Ricotta, Calvaruso, La Rosa, Calvaruso per Ricotta, poi apparecchia, Peter Resi, deviazione, Faglia la mette in calcio d'angolo, l'ha vista praticamente all'ultimo il portiere. La mette giù Calvaruso, l'alza, non è precisissimo Maniscalco, però regala soltanto un facile appoggio al giocatore che al momento probabilmente è il man of the match, ovvero Aleandro La Rosa. Pilitteri allarga molto bene il gioco con inserimento verso Maniscalco che duella con il giovane Ricotta, poi l'ultimo tocco nel frattempo Mister Gallo decide di fare entrare in campo anche i ragazzi più giovani, quelli che non sono riusciti al momento a trovare spazio. Calvaruso per Faia. Infatti dovrebbero fare il loro ingresso Danna e Romagnolo. Con la 25 Calogero Danna, con la 26 Romagnolo. La Rosa rischia tanto Maniscalco, però non c'è fallo. Mancano circa 6 minuti e 30. Ricotta aggancia a seguire, bellissimo con Gandolfo che fa un grande lavoro qui. Pilitteri di prima, perfetto qui nel tocco verso Maniscalco che può attaccare la porta, poi cerca il tiro. Calcio d'angolo. Ci ha provato l'ex Palermo calcio a 5. Gandolfo apparecchia per Pilitteri, però lascia sfuggire il pallone, un aggancio non felice, un errore non da lui però. C'è come, non ho capito. Avete le gambe accavallate, qualcuno per caso? La Rosa.
Pitarresi per Calvaroso, c'è il taglio alle spalle di Ricotta, palla geniale ancora, Ricotta Faia, poi la palla rimane ancora lì con l'ottimo lavoro di Pillitteri che ruba il tempo di gioco al suo avversario e nega anche l'occasione di poter segnare. Pillitteri col mancino apre per Molinaro, tiene lì col fisico, poi il tunnel anche sulla Rosa, un po' fortuito in realtà però, sempre un tunnel. Gandolfo difende bene il pallone, buona giocata di Gandolfo che va giù, fallo di Calvaroso, calcio di punizione. Sarà calcio di punizione con Maniscalco sul punto di battuta, anche Gandolfo in realtà. Gandolfo gli ha pure detto qualcosa all'orecchio, forse uno schema, chissà. Vedremo se effettivamente cosa faranno i giocatori in maglia bianca. Si è messo dietro il portiere addirittura Gandolfo, forse per voler disturbare un po' il suo posizionamento. C'è anche Pitarresi in realtà. Il gioco al momento, ricordiamo, è fermo. Arriva anche il fischio, adesso può battere Maniscalco per Gandolfo, infatti non uno schema, la tiene lì, è molto complicato. Lavora anche molto bene Pitarresi, Gandolfo si gira, guadagna, no, la rimessa, sembrava fosse di Gandolfo, la rimessa non è per il direttore di gara che sicuramente avrà visto anche meglio. Poi la Rosa sul primo palo, la palla non è entrata con Faia che la tiene. La Rosa dice di sé, però i due direttori di gara dicono di no, e chiaramente in questo caso bisogna ascoltare l'arbitro. Poi bisognerà anche guardare la diretta per vedere se effettivamente il pallone è entrato o meno. È stato molto rapido, Faia ha fatto anche una buona presa bassa, però calcio d'angolo dunque. Pitarresi, la Rosa che si è visto negare questa tripletta, però vediamo se ci proverà, e infatti fa tutto solo. La Rosa cerca anche di piazzarla, è un po' la sua giocata, andare sullo 7 e poi piazzarla sul palo lontano. L'abbiamo visto quest'oggi, abbiamo visto anche nella scorsa partita. Poi è errato con un controllo non felicissimo. Lui che ha invece realizzato il primo gol della stagione per il Trem. Scambiano Gandolfo e Molinaro, va incontro anche Arato che gli ruba lo spazio e ruba anche la rimessa, perché l'ultimo tocco è proprio di Molinaro. Nel frattempo dentro anche Romagnolo che fa il suo esordio. Dovrebbe entrare adesso anche Danna, due giovani del progetto Merlo, dell'Under 19. Una scelta quella di farli entrare in campo, entra anche Lucchese intanto. Ecco qui. Risultato di 2-4 nel frattempo per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Affaticato Arato, ancora una volta aggancio non dei migliori per il giovane calciatore dell'Isola. Arato stavolta fa un grande lavoro, appoggia per la Rosa, no look per Ricotta, sempre più man of the match, nuovo no look, è il secondo in pochissimi istanti. Poi la ruletta ma non gli riesce. Pillitteri per Lucchese che salta, Tripoli che lo stende e vediamo il cartellino rosso per Tripoli che va anche a muso durissimo con il direttore di gara. Virruso dovrebbe prendere il posto. C'è anche Arato che è un under, ricordiamo, dunque non è... con il Tripoli che è molto arrabbiato, va negli spogliatoi.
Sarà calcio di punizione, c'è Pillitteri che col mancino potrebbe anche dire la sua da lì. E infatti entrava il russo ed è uscito Ricotta, se non abbiamo visto male. Dunque in 4 con Viruso chiaramente prende il posto tra i pali. Andrà Pillitteri sul punto di battuta, ci immaginiamo un tiro perché da lì un mancino può fare male. Ricordiamo che si giocherà in 4 uomini il 3M per 2 minuti, previo chiaramente un gol subito. Dovrebbero mancare 2 minuti e 35 secondi. È uno schema Lucchese, Arato lavora bene, poi Aleandro La Rosa, sempre molto elegante La Rosa, cerca il secondo palo, chiude Lucchese, adesso può ripartire a 1000 la Merlo con questo contropiede, Romagnolo allarga benissimo per Molinaro, Virruso, questa è una grande pala del giovanissimo calciatore della Merlo, però non è andato a buon fine, poi La Rosa tiene in campo anche un tunnel. Poi è pronto al cambio anche Molinaro per il giovanissimo Danna. Intanto Lucchese, buon dribbling, Lucchese salta tutti, allarga per Molinaro ancora. L'ultimo tocco di questa volta di Stefano, affaticato, dunque calcio d'angolo. Palla in mezzo per Lucchese che non sbaglia 2 passi, 3-4, la riprende Lucchese che ha fatto una grande sfida di andata, ma nel ritorno forse non è impeccabile, soprattutto in fase di non possesso, però timbra il cartellino e nel frattempo si ritorna dunque in 5 contro 5 per il 3M che quindi fa rientrare un giocatore di movimento, ma arriva anche un cambio per la Merlo con il giovane Danna. Poi affaticato, si era immolato gettandosi nella mischia, lui in profondità, non ha trovato la porta. Lucchese prova una giocata un po' singolare, poi Virruso sbaglia il tocco per Romagnolo, Catalano fa valere tutta l'esperienza qui. La Rosa, esimo look per affaticato che cerca il primo palo, Faia è molto attento per mettere questo pallone in calcio d'angolo. Arato per affaticato, non una conclusione buona questa, poi Lucchese è solissimo, lo serve Faia per Rosa in anticipo come un vecchio stopper. Pillitteri, Lucchese anticipato questa volta nettamente da affaticato, poi la punta, Faia va giù con i tempi giusti e compie una parata meravigliosa. 3-4 risultato. Sarà quindi corner con La Rosa, vediamo se ci sarà uno schema. Arato vuole il dribbling, riesce col destro, calcia, incrocia, Catalano un po' perplesso, voleva il tocco, Arato dice scusa. La Rosa e poi Catalano, trova il modo di segnare anche lui, a 3-5, si sblocca il numero 9. Il gol che fa sbloccare anche Giacomo Catalano, che non ha avuto in realtà delle occasioni per segnare. La Rosa fa 2 gol, 3 assist e un tiro salvato sulla linea. Insomma, credo che la Rosa possa essere anche felice della sua prestazione. Sarà rimessa a terra e manca veramente pochissimo al termine del match. Infatti gestisce la ciurma di Mister Mosca. Arato per La Rosa, vediamo se fa un altro no look, questa volta no, Catalano e ancora La Rosa. Arato 1-2, non funziona, Lucchese si autolancia il numero 16
ha messo quel pizzico di pepe in più, adesso il giovane poi scambia con Romagnolo, ma va bene così, finisce la partita, 3-5 risultato, vince e convince il 3M Calcio a 5 che in rimonta approda al turno successivo di Coppa Italia Serie C1. Una gran bella partita che ha visto scendere in campo due formazioni che, ricordiamo, faranno parte delle gironi A di Serie C1, con la squadra di casa la Merlo che ancora una volta ha giocato una grande prestazione, ma che però non è riuscita nell'intento di strappare almeno un pareggio. Però ricordiamo anche un po' gli obiettivi della formazione del 3M Calcio a 5 del presidente De Simone, una squadra che è stata costruita per poter vincere tutto ciò che c'è a disposizione, dunque la Coppa ma anche il campionato, e infatti quest'oggi comincia così anche in trasferta il proprio rollino di marcia. Nel frattempo strette di mano tra tutti i calciatori che oggi sono scesi in campo e che hanno regalato questa meravigliosa giornata di sport. Noi come sempre qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima!